No, io non conosco. Conoscevi? No, io non conosco. Scusa, io non conosco. Questo imam solo 2 mesi fa. Io sapere questo bravo persona. Ma com'era? Era buono lui? Sì, buono lui. 2 mesi prima è venuta qua. L'andirivieni quotidiano di fedeli, donne e bambini non si ferma in via Jacopo da Montagnana al centro culturale islamico, però nessuno sembra sapere di quello che accadeva. Tutti considerano il nuovo imam arrivato da Treviso una brava persona, ci dicono. La comunità bengalese lo aveva accolto ad agosto, gli aveva dato un lavoro, gli aveva affidato i bambini per le lezioni di Corano e ora la stessa comunità fa quadrato attorno al maestro. Che non può essere da parte di lui perché lui sarà poco tempo qui. Sarà più o meno 2 mesi e mezzo sarà qui. Dopo ho chiesto da dove è arrivato, l'ho detto è arrivato da Treviso, lui abitava a Treviso, lavorava a conto suo. Poi quando è arrivato qua ha chiesto, abbiamo dato un lavoro qui, diciamo. Anche il figlio di Selim Shah, rappresentante della comunità e un tempo membro della consulta stranieri istituita dal comune di Padova, andava a lezione dall'imam arrestato. Perché mio figlio ogni tanto chiedo che come si vanno, come si trattano, perché questa è una nostra responsabilità per capire come si vanno andando avanti. Poi mio figlio ha detto che questo maestro è più migliore degli altri. Per quello la parola sua la tengo anche. Prima da lui aveva un altro insegnante che faceva maltrattamento, però non è schiaffa, non è che faceva la scalcio, non può essere questo coso. Però abbiamo eliminato questo ragazzo che studiava là. Intanto la vicenda dell'imam bengalese arrestato a Padova ha scatenato anche la politica. Il sindaco Sergio Giordano applaude l'operazione della questura. I bambini non si toccano e questo lavoro intelligente delle istituzioni per circoscrivere e reprimere fenomeni inaccettabili è il primo pilastro di una positiva integrazione per la quale tutti dobbiamo lavorare, scrive in una nota il primo cittadino. Il senatore padovano della Lega, Andrea Stellari, invece chiede che sia avviato un controllo su tutti i centri islamici presenti sul nostro territorio e la chiusura immediata della moschea di via Jacopo da Montagnana.